La piazza del Carmine, altra ex periferia di Mogoro, ha subito svariate modifiche nel corso dei secoli, fino a raggiungere la sua conformazione attuale, caratterizzata dalla presenza della chiesa, che è stata costruita intorno al XIV secolo, parte in stile gotico e parte in stile romanico. Era probabilmente la vecchia chiesa parrocchiale del paese, dedicata alla Madonna del Carmelo. Alla chiesetta venne annesso un convento dei frati carmelitani intorno alla prima metà del XVII secolo. I religiosi vi abitarono fino al 1866, anno in cui entrò in vigore la legge Pisanelli, che prevedeva il passaggio di molte proprietà della Chiesa allo Stato. Esistono documenti che attestano che all'interno della Chiesa, in un periodo di 138 anni, furono sepolte 514 persone, di cui 189 uomini, 214 donne, 53 bambini e 58 bambine. Nei primi del Novecento, dopo alcune opere di restauro, il convento fu adibito per metà a carcere mandamentale e per l'altra metà ad aule per la scuola. Questo fino ai primi anni Ottanta, quando i ragazzi delle scuole medie, affacciandosi alle finestre delle loro aule, potevano notare nel cortile sottostante la presenza di qualche carcerato. Eccezionale fu la tentata evasione di un detenuto negli anni 50. Con il piede di una brandina aprì un piccolo varco sul muro che si affacciava sul piazzale. Quando finalmente assaporò le prime boccate di libertà, i gendarmi lo riportarono bruscamente alla dura realtà, pronti ad attenderlo come ombre silenziose.